Cordiale saluto gentili amici e amiche, come promesso speciale Epifania con la Foghera o comunque il rito epifanico che è andato in scena questa sera, pochi minuti fa, in diretta sulla pagina Facebook di Villa Otelio, che si è svolto proprio davanti all'imbarcadero di Villa Otelio Savognana ad Aris di Livignano. Allora abbiamo con noi Massimo Tonizzo, che è l'assessore di competenza per quanto riguarda il comune di Rivignano Teorc, così ci vuol raccontare innanzitutto com'è andata. Avremo anche delle immagini, che ringrazio Assessore per la cortesia e per l'invio del materiale in tempo quasi reale, si può dire, e soprattutto insomma raccontare come si è svolta questa iniziativa in tempi di pandemia. Buonasera a tutti e grazie Omar per questa opportunità. Beh sì, diciamo che la cosa è nata veramente 2 giorni fa, nel senso che ovviamente avevamo già notizia da una settimana circa, forse anche più, che i fuochi epifanici assolutamente erano vietati per le note vicende Covid che ci stanno interessando in questo anno ormai, perché è quasi un anno che ci stiamo così un po' sacrificando per colpa di questo virus. E quindi così è sorta un po' questa idea, ho detto ma facciamo un evento online, nel senso che è peccato perdere la tradizione del fuoco epifanico, l'abbiamo sempre fatto anche veramente in condizioni di clima avverse, l'abbiamo fatto con la pioggia, l'abbiamo fatto con la neve, l'abbiamo fatto in tutte le situazioni possibili e immaginabili, e abbiamo detto non può essere un virus che ci ferma. E quindi l'idea di fare un piccolo fuoco, in realtà il diametro era di circa 2,60 m per un'altezza di 4,50 m, e abbiamo costruito questo piccolo fuoco davanti a Villa Otello Savorgnan qui ad Aris, abbiamo appunto acceso questo fuoco senza comunicare assolutamente alla popolazione l'ora in cui l'avremmo acceso, così avevamo la garanzia che nessuno in qualche modo potesse venire a vederlo, e l'abbiamo registrato, e quindi abbiamo fatto delle immagini con delle telecamere, e poi grazie appunto al videomaker. Massimo, scusa, do del tu perché ci conosciamo da tanti anni e poi è la caratteristica della nostra trasmissione con chi ci conosciamo di parlare liberamente senza nessun problema. Senti, so che mi hanno detto che avete un drone addirittura impermeabile, no? Ho sentito, così mi sono giunte le voci. Guarda, è stata, come hai detto tu all'inizio, ti abbiamo inviato il file veramente in tempo reale, perché mentre stavamo facendo le riprese, proprio le ultime riprese del presepio sull'acqua, il drone ovviamente di notte non è semplicissimo farlo volare, ha urtato un ramo di un albero ed è precipitato letteralmente in mezzo al fiume. Fortunatamente lì avevamo una barca a disposizione, quindi velocemente il drone tra l'altro è rimasto con le luci accese, quindi col fiume torbido vedavamo delle luci rosse sott'acqua, e con l'ausilio poi di un uncino siamo riusciti a recuperare il drone, che è finito istantaneamente poi dentro un forno di casa ad asciugarsi, e siamo riusciti a scaricare il registrato veramente pochi minuti fa, quindi è stato fatto un montaggio in fretta e furia per poterlo poi poterlo su Facebook. Certo. Senti, prima di continuare la nostra chiacchierata, visto che le immagini ci sono arrivate, come si dice, le immagini parlano da sole, io manderei il video di quello che avete proposto mezz'ora fa attraverso la pagina Facebook di Villa Otelio Savorgnan, così tanto per degustare quella che è stata questa serata un po' particolare, come hai detto tu, insomma, in tempi di pandemia bisogna un po' fare di gioco un po' virtù, come si dice in questi casi. Allora, mandiamo il video e poi continuiamo con te la chiacchierata. Perfetto. Ecco, intanto che vediamo le immagini, sono io in questo momento in onda, fuori campo, il tempo tecnico che il video punti e poi parte immediatamente la registrazione, perché come ha detto giustamente l'assessore, il video ci è arrivato pochi minuti fa e dunque l'abbiamo, come si dice, grezzo, preso e montato subito. Tra qualche istante partirà il video, c'è proprio un minuto al massimo di immagini, di fermo immagine, come si dice, ma il video sta per iniziare. Vediamo se riesco a sbloccare intanto anche Massimo, in qualche maniera no, Massimo devo ancora tenerlo, come si dice, bloccato per quanto riguarda l'audio, ma tra qualche istante insomma
partirà il video che ci racconterà in questi 2-3 minuti quello che è successo questa sera ad Aris di Rivigliano. È un fermo immagine, già questo che dice tutto, però riferimento chiaramente, eccolo. Buonasera a tutti. In questo anno così strano, che ci ha costretto a mantenere il distanziamento sociale e che ha impedito lo svolgimento di quasi tutti gli appuntamenti pubblici, noi della Proloco di Aris abbiamo voluto mantenere le tradizioni al loro posto e quindi, seppur in forma ridotta, stasera vedremo il tradizionale Pignarolo sul nostro amato fiume Stella e con l'immancabile cornice di Villa Otello Savorniano. Colgo l'occasione per augurare a tutti un sereno e un felice 2021. Buon spettacolo a tutti e arrivederci ad Aris di Rivigliano Teo. Eccoci qua, dunque di nuovo in diretta abbiamo fatto vedere ai nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento, ma anche coloro che vedranno in differita questa trasmissione, lo spettacolo di Villa Otello, lo spettacolo dell'incendio del fiume di Aris Rivignano Teoro, uno spettacolo unico nel suo genere, come ha sottolineato l'assessore Massimo Tonizzo che è collegato con noi, per continuare a mantenere viva la tradizione anche in un periodo in cui noi la pandemia si sta sempre più radicando sul territorio, ma questo vuol dire portare avanti, continuare perché il mondo gira e soprattutto non bisogna mai andare indietro. Prego Assessore. Sì, assolutamente sì, questo è un po' il segnale, il messaggio che noi volevamo dare con queste immagini. Come avete visto, il fuoco era piccolino e quello che era importante in questa serata, perché come ho detto all'inizio, la tradizione assolutamente non deve fermarsi in nessun modo, era quello di comunque accendere una fiammella, un fuoco, un simbolo che potesse in qualche modo, per prima cosa, dare un po' anche la speranza, no? Che questa pandemia pian piano terminerà con le vaccinazioni, insomma ci porteremo pian piano verso l'estate in una tranquillità, in una normalità, speriamo. Quello che oggi noi abbiamo realizzato è proprio questo fuoco epifanico che illumina e rischiara un po' le acque del fiume Stella e la facciata della Villa Otello, proprio in segno e in senso di liberazione, in senso di speranza per il prossimo futuro. Quindi abbiamo voluto essere presenti nonostante tutto. Questo secondo me era il messaggio più importante che noi volevamo dare. Spero che dalle immagini che avete appena visto si sia capito insomma che il calore della fiamma c'era e quindi quello era importante.
di solito eravamo abituati a questa manifestazione a grandi numeri, c'era veramente la gente assiepata sulle sponde del fiume Stella a vedere l'incendio, noi lo chiamiamo l'incendio del fiume perché il fuoco che avete visto oggi così in piccolo viene riportato in realtà in una piattaforma di 6 metri per 6 metri in mezzo al fiume, quindi il fuoco brucia in mezzo al fiume, proprio in quell'ansia che avete visto dove adesso c'è il presepio illuminato di notte. Certo. Tra l'altro, Senti, assessore, la cosa importante da sottolineare è che si tratta comunque tutto di materiale naturale, cioè è un riciclo tra parentesi a chilometro zero, no? Assolutamente sì, il fuoco era fatto semplicemente di paglia, cioè c'era solo ed esclusivamente paglia. Quell'intelaiatura che avete visto erano dei pezzettini di legno che abbiamo recuperato, quindi delle tavole vecchie, quasi marce, che abbiamo tagliato ieri pomeriggio per assemblare, quindi per dare questa forma piramidale al fuoco, e all'interno c'era solo puramente paglia. Avete visto che l'abbiamo acceso con una torcia fatta di juta e di cera, quindi assolutamente non c'era nessun accelerante all'interno della pira, ci mancherebbe altro, e quindi pura e semplice paglia, un fuoco che è durato veramente 7-8 minuti, quindi come si dice un fuoco di paglia, però certo, ma quello è efficace. Esatto. Senti, il fuoco, da quello che ho visto, anzi la direzione del fumo va verso oriente, no? Un po' anche dalle mie parti, verso le 5 ho visto accendere alcune pire di fuoco da parte di alcuni privati e tendeva il fumo andare verso monte, verso Sureli che va a Durmé in un certo senso. Esatto, era un nord pieno in realtà lì ad Aris, proprio andava verso le montagne, proprio puro verso le montagne. Adesso tu mi spiegherai perché io non sono tanto avvezzo in questi non è, sì. Allora, so che la tradizione dice, io non voglio sostituire il vecchio venerano, che purtroppo sappiamo che, anzi la cosa importante da ribadire, non ci sarà il Pignarul Grant di Tarsento, proprio è stato completamente cancellato causa Covid, non si svolgerà né nella giornata di domani come da tradizione, nemmeno che era stato posticipato in un primo momento a sabato 9, ma purtroppo, ripetiamo, causa le nuove direttive non si svolgerà quest'anno il Pignarol Grant di Tarsento. Allora, la tradizione dice, se il FOMP al va Surele Yevat, cioè quando nasce, chi ha pensato che va a Marchiat, se il FOM va via Surele a Monte, chi ha pensato che va a Palmonte, una cosa del genere. Ecco, ma però l'anno scorso era partito un po' bene, poi abbiamo visto un po' come è andato. Guardiamo la tradizione al contrario, magari è un buon auspicio perché magari dice vado da una parte e poi vado da un'altra, insomma, questa è la cosa importante da sottolineare. Esatto. Senti, iniziative importanti per quanto dicevamo sempre a livello turistico, anche se online, promozione del territorio grazie attraverso i social e i new media per far conoscere ancora di più quello che è il territorio di Rivigliano Teoro, un territorio particolare perché si fa turismo dalle vostre parti, un turismo consapevole in un certo senso, dove uno può vivere a pochi passi dalla grande metropoli, cioè da Udine o si sposta anche dal vicino Veneto, può veramente respirare ancora quella cultura, quella sana cultura contadina e anche perché no, anche diciamo così, la sana cultura ambientale sia a piedi attraverso i vari percorsi naturalistici che avete all'interno del comune, ma anche attraverso il fiume Stella, che è il fiume principale, con alcuni pezzi del corso, insomma, d'acqua che si può tranquillamente utilizzare attraverso barche, sia a motore che barche, diciamo, a remi, no? In un certo senso. Sì, turismo lento così definito, no? Come hai detto tu, qui viviamo in un'oasi legata principalmente a quello che è un ambiente incontaminato e quindi i percorsi turistici, quindi i percorsi ciclabili che si snodano lungo il parco dello Stella fanno assaporare un po' questo ambiente incontaminato che è appunto l'ambiente che circonda il fiume Stella. Per alcuni tratti i percorsi si avvicinano molto al fiume, quindi è possibile riuscire a guardare degli scorci di questo fiume straordinario di pianura che è il fiume Stella. Non solo, poi tutti questi percorsi sfociano in questa famosa e ormai stupenda villa Otelio Savorgnan, che tra l'altro quest'anno sarà oggetto di un cantiere di restauro, quindi per la prima volta inizieremo i lavori di restauro di questo bellissimo complesso e quindi inizieremo proprio dalla villa padronale, quella che si affaccia sul fiume, quella che abbiamo visto nelle immagini poc'anzi illuminata dal fuoco epifanico.
un turismo legato appunto al bel vivere, al star bene, al passeggiare con tranquillità in mezzo a questi boschi. Insomma, il nostro territorio è un territorio dove si sta bene, dove si vive bene e si sta a contatto con la natura. Questo è un po' lo spirito con cui ci si avvicina a questo territorio. Non solo, ma se posso anticiparti così uno piccolo scoop, che lo sai tu per primo, non è ancora stato assolutamente detto nulla fino adesso. Sapete che quest'anno c'è l'anniversario dei 700 anni della morte no, di Dante Alighieri, e quindi stiamo partecipando a una serie di bandi turistici e culturali della regione Friuli Venezia Giulia per fare una serie di iniziative proprio in questi luoghi, quindi davanti al fiume di Villa Otelio, all'interno di Villa Otelio, e il comitato Villa Otelio Savorgnan sta già lavorando per un'installazione che al momento rimane ancora una sorpresa, un'installazione che cercheremo di inaugurare nella tarda primavera, insomma per quest'estate, che lega in qualche modo Dante Alighieri con le sue opere letterarie. E poi ricordiamo Massimo poi anche il discorso di Villa Otelio Savorgnan, che è legata alla vera storia di Romeo e Giulietta, cioè Lucina e Luigi, che è la vera storia dove poi Shakespeare prese ispirazione per scrivere il suo best seller. Esatto, noi sicuramente, ovviamente Covid permettendo, quindi ci daranno la possibilità di far ripartire le visite guidate, quindi seguite la pagina Villa Otelio Savorgnan, che questa sera avete potuto assaporare attraverso il video. Organizzeremo durante la primavera e l'estate delle visite guidate dove appunto raccontiamo la vera storia di Giulietta Romeo, quindi immersi in questo ambiente veramente suggestivo e affascinante. Ci saranno delle guide che vi spiegheranno cos'è accaduto nel 1511 proprio lì in quell'ansa del fiume Stella, dove appunto i due famosi innamorati si sono conosciuti e hanno vissuto la storia d'amore più importante del mondo. E poi chiudiamo, il comune di Rivignano Teoro, un po' quel territorio lì ha una particolarità, non sai a che ora arrivi ma non sai a che ora torni, non tanto per essere chiari. Questo è una caratteristica che sinceramente la stiamo valutando e ci stiamo accorgendo che chi viene a Rivignano, come dici tu, sa di arrivare ma non sa veramente quando se ne va, perché poi per tutta una serie di circostanze Rivignano ti incolla al suo territorio, quindi che ne so, andando, mi viene da pensare, in giro per qualche osteria o magari in qualche agriturismo o in qualche locale o ristorante, che ne abbiamo tantissimi in un comune così piccolo, ci si ferma magari a bere un bicchiere, a mangiare una tartina, poi lì magari incontri un amico che da tanto tempo che non vedi, inizi a chiacchierare e poi lì le ore passano, e quindi, come dici bene tu, si sa quando si arriva ma non si sa quando si torna a casa. Soprattutto usando uno slogan friulano, ci si imberdè ma non ci si inzopede, che è una cosa molto importante. Esatto. Senti Massimo, io ti ringrazio per questa diretta, ti lascio ai tuoi impegni, complimenti ancora a tutto lo staff della Proloco Cuore dello Stella, abbiamo visto il mitico Zoccolan sempre, ha imparato a parlare, eh? Devo dire la verità, ha imparato ad andare sciolto davanti alle telecamere. Si vede che dopo 10 anni di scuola, nel senso che scherzavamo, perché ogni volta, se ti ricordi, quando venivo giù, le prime volte andavo sempre a intervistare lui, e mi diceva non farmi parlare, io tac subito col microfono, dai, insomma, a parte gli scherzi, saluto anche il grande Zoccolan, che è sempre in prima fila con tutto il suo staff, perché servono queste persone, perché veramente dedicano tempo libero a gratis o a costo zero, in base a come lo vogliamo chiamare, per dare un risultato completo a coloro che vengono poi da voi a visitare le vostre bellezze, le grandi bellezze che si trovano da quelle parti. Per quanto riguarda invece, scusa, il fiume Stella, so che c'erano dei punti dove stavate vedendo anche di sistemare il discorso del passaggio delle barche, no? Perché sono alberi caduti, sono dei punti in cui non si riesce a transitare bene, no? con le barche. C'è un progetto in piedi, qualcosa? Sì, in realtà sì, infatti grazie di questo assist c'è un progetto che è stato attivato appunto dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso un finanziamento fatto al Consorzio Bonifica, ed è previsto durante quest'inverno o probabilmente ormai nella primavera un importante intervento di pulizia dell'alveo del fiume Stella con diciamo, la pulizia, e quindi togliere tutti gli alberi presenti sul fiume che stanno in questo momento ostruendo il suo percorso.
questo legato anche al turismo, come dicevi tu prima, perché l'idea nostra è quella di iniziare a organizzare dei percorsi con i gommoni che da Sterpo porteranno giù i turisti fino ad Aris e poi via via scendendo tutto sul nostro territorio fino a Rivarotta, e quindi veramente percorrendo il tratto più bello di questo fiume, che è la parte iniziale, la parte centrale, che è veramente affascinante, sembra veramente di scendere un fiume dell'Amazzonia, con queste mangrovie che entrano in acqua, queste piante enormi che si affacciano sulle sponde del fiume, quindi un percorso che assolutamente va fatto. E quindi non appena il fiume ci permetterà di navigarlo di nuovo come anni fa, sicuramente inizieremo a fare questo tipo di attività, perché è importante far capire alla gente della nostra regione che non serve andare in giro per il mondo per vedere delle meraviglie, ma le abbiamo a un passo da casa. Come avrebbe detto il mitico Dogui, avrebbe detto la libidine è questa, no? Rivignano te ora e sei in pole position, no? Cerchiamo di fare il meglio che possiamo, poi sai, non sempre ci riusciamo, però insomma l'impegno sicuramente c'è. E questa è la cosa importante. Poi voi comunque avete una bella squadra, nel senso che vi ho visti in questi anni che ho potuto seguire tutte le varie iniziative che si svolgono sul territorio, anche nelle frazioni, vedo che c'è molto affiatamento e c'è tanta voglia di fare, e soprattutto i giovani vengono coinvolti a 360 gradi nelle varie cose che piace di più, no? Nel senso che non è che ci sia il vecchio continua a mantenere, come si dice, lo scranno e il giovane lavora. State facendo anche un importante lavoro di continuazione, no? Di continuità per quanto riguarda le varie iniziative svolte, dando spazio e responsabilità ai ragazzi. Questa è una cosa molto importante da sottolineare. Beh, il volontariato è il cuore pulsante di questa comunità. Ci sono veramente centinaia di volontari. Io penso che quasi in ogni famiglia di Rivignano ci sia uno che partecipa in qualche associazione del nostro territorio, e attraverso loro riusciamo veramente a fare un lavoro di squadra enorme, e i risultati che riusciamo ad ottenere sono proprio grazie a questo. Quindi il coinvolgimento di tutte le famiglie, il coinvolgimento dei giovani che si stanno appassionando a questo territorio. Io mi ricordo che diversi anni fa ero ormai un giovane amministratore all'epoca, quando andavo nelle scuole a fare dei convegni o degli incontri, non mi stancavo mai di dire questa frase ai ragazzini delle scuole che appunto incontravo: innamoratevi del vostro territorio. Questa sarà la chiave di svolta di questo ambiente. E così è stato. I ragazzi si sono veramente innamorati di questo territorio, e quindi oggi riusciamo veramente a coinvolgerli e quindi a fare quello che riusciamo a fare in questo piccolo comune che è il nostro. Bene, io ringrazio Massimo Tonizzo per la partecipazione, complimenti ancora agli amici della Proloco Cuore dello Stelle e anche al comitato della Villa Otelio Savorgnan per la bella iniziativa, e continuate così, perché veramente siete uno dei vanti della nostra regione Friuli Venezia Giulia, perché di Rivignano si parla dappertutto e non si parla male, ma si parla sempre bene, perché dai monti al mare, quando io dico sono passato a Rivignano, sei andato a Rivignano, ecco. Si parla solo che bene, perché veramente siete una bella comunità, una comunità viva, una comunità che porta avanti le tradizioni con intelligenza, con sagacia e professionalità e spirito umano, che è quello conta nel contesto generale. Grazie ancora Massimo, spero di avere l'occasione di venire giù, magari capendo in che zona saremo, insomma, con magari una cosa più diretta sul posto, quando ci permetteranno di fare le cose come si faceva una volta. E questa è una cosa importante. Grazie ancora, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Le breaking news su friulitv.net continueranno nel corso della serata e anche, come sempre, anche domani per il giorno dell'Epifania, e come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Ciao a tutti, grazie.